Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano, finalmente la collezione completa del Comendone di Magic the Gathering, accessori, scatole, tappetini, deck box, sleeve, le Dragon Shield, di tutto, i dadi. Cerchiamo di fare un video al massimo di 35 minuti. Allora, qua sono le scatole un po' più iconiche, quelle da collector, le collector, diciamo, i Secret Lair, le edizioni speciali, appunto. Poi qua devo andare un po' veloce, raga, perché sennò ci metto 102 minuti. Poi abbiamo tutti i deck box di tutti i colori collezionati, insomma, in anni e anni di Magic. E poi abbiamo qua addirittura, ecco queste, le Dragon Shield qua, di tutti i colori, disegni possibili. Tappetino di Avasin, Oko, e questo è uno diciamo generico con i colori di Magic. Poi torniamo a questo, oro, porpora, questo non lo ricordo neanche. Che cazzo di colore è questo? Ah, ok, vabbè. Copper, questo è una specie di bronzo per il rame, stupendo, uno dei miei preferiti. Wonder Woman, giallo, poi abbiamo arancione, eucalipto, sky blue turchese, qua disegni, Batman, avorio, lime o lime, lascio sempre a voi la scelta, mint o mint, cos'è rubino sto qua, argento, magenta, mela verde, smeraldo, cioè raga abbiamo tutti. Tangerine, il signor Tangerine, olive, rosa, cioè peach, qua abbiamo la signora Peach abbiamo. E qua fiori, petrolio, bellissimo petrolio, insomma qua abbiamo tutti i colori anche delle Dragon Shield appunto, perché in base al mazzo devi chiaramente abbinare, non puoi a un mazzo mono rosso abbinare una Dragon Shield gialla, no, rosso con rosso. Vabbè, insomma, sto registrando a un orario improponibile perché devo fare in più parti perché sarà molto molto lungo. Quindi questa diciamo è la panoramica iniziale con tutte appunto con scatole e accessori comendiani. Adesso mostriamo un po' la stanza dei segreti, nel senso dove ci sono tutti i quaderni con tutte le 2350 miliardi di carte. Però prima ci sarà insomma un piccolo, prima delle carte appunto, voglio mostrare tutti i dadi, perché colleziono anche tutti i dadi delle espansioni e come si dice, le pedine. E poi andiamo con la palta, palta vecchia, palta più moderna, vecchia per modo di dire, comunque come classifico io in base anche ai formati comendiani, perché noi giochiamo comunque con formati diciamo for fun. Quindi c'era la palta vecchia, palta nuova, quelle da collezione che non giochiamo, le dopo con tutte quelle diciamo più belle che sia diciamo che giochiamo, che invece magari quelle proprio stupende da un punto di vista estetico e quindi in base all'estetica comunque della carta, ad esempio un quaderno con tutte le creature non giocate, però talmente bello comunque che piacciono a me, che le tengo comunque in un quaderno diciamo più nobile, così, se così si può dire, ecco. Niente raga, qua sono talmente rimbambito che devo mostrare mille cose che mi sto rincoglionendo per il solito, quindi adesso basta e ci becchiamo con appunto la panoramica di quaderni e dadi. Ecco ragazzi, io devo mostrare tutta questa roba. Sono molti quaderni, questa è diciamo la parte destra, la parte giocata, la parte sinistra è la palta vecchia, i quaderni così, la palta un po' più nuova, se così si può dire. Questa, poi qua vabbè ci sono eh, artefatti normali diciamo che non usiamo e basta, insomma dopo qua invece c'è tutta la parte succosa. Beh raga, panoramica dei tre tappetini, me ne deve arrivare uno a dicembre.
di Spider-Man, però intanto non posso continuare a ritardare sto video che ci tengo. Sono le 3 di mattina, adesso è l'unico momento che ho libero per registrare, quindi mi scuso per commenti un po' così, la mia testa fa fatica a elaborare, poi devo andare veloce, perché sono tante robe da far vedere, quindi sparerò cagate a nastro. Commenti come viene. Vabbè, raga, qua abbiamo le pedine, faccio vedere molto veloce, sono pedine, so qua, queste per esempio sono umani, zombie, elfi elementali, angeli, questi servono ovviamente quando devi sparare pedine assassini, addirittura pedina termogoife, cioè ormai il termogoife è diventata una pedina, che brutta fine che ha fatto il signor Termo. Mamma mia, un sonno ragazzi devastante. Infatti la prima parte è questa, domani sono sicuramente più sveglio, domani mattina sono a casa, mi posso dedicare alla parte carte. Qua abbiamo i dadi, cioè tutti i tipi di dadi della storia. Chiaramente facciamo vedere velocemente, la palta la mostro molto veloce domani perché è tanta, però ci tengo perché comunque colleziono tutto, cioè non è che posso. È bellissimo questo dell'espansione, quella dei veicoli. Ecco, tutti i dadi, tutti i classici dadi, tutti i box qua. Eccoci. Dopo se volete dei video magari da facciamo vedere solo i dadi, non credo. Qui ho un sonno, non riesco a collegare una parola con un'altra. Però devo togliermi sta parte, che quella è un po', cioè diciamo, sì, carina, però la gente non frega un cazzo di sti dadi qua. Però secondo me i dadi sono una roba non da collezionare di più. Questi me li ha regalati mia moglie. Qua abbiamo anche le carte, quelle sì. Abbiamo diciamo un mazzo dove c'è l'anello che ti tenta. Una meccanica un po' così. Ok raga, qua abbiamo altre pedine. Queste sono le pedine, quelle diciamo sono pedine dei tesori e food mi pare, sì. Tesoro, non sono anche le pedine cibo. Cavaliere. Ah, sono di là, ok, sì, giustamente, sono rimbambito. Qua abbiamo queste, qua abbiamo altri dadi. Aspetta che metto un attimo più giù, eccoci qua. Anche questi qua che sono quelli, diciamo, per segnare, diciamo, se le carte hanno dei segnalini, eccole qua. La prima parte 10 minuti solo, sta parte qua, lasciamo perdere. Sarà dura tenere i 35 minuti. Qua abbiamo altri dadi. Cioè, ho un feticcio anche per i dadi. Cioè. Capisco di avere dei problemi, ragazzi, perché collezionare è bello, però, oddio, anche i dadi è un po' esagerato, però sono troppo belli, sono troppo stilosi. Questi arancioni, guarda che roba, come fanno a collezionarli? Cioè, è impossibile. E siamo ancora, eccoci qua, questi sono gli ultimi, dai, 10 minuti per gli accessori ci sta, dopo 10 minuti per la palta e altri 15 per quelle serie. Eccoli qua, food, eccoli qua, i cavalieri, robot, e abbiamo anche, sì, gli orchi. E da questa parte abbiamo che tesori e cibo sono tra le più importanti, ecco, diciamo quelle più usate, ecco, ho notato. E niente raga, questa è la prima parte con accessori, scatole, box deck box, come volete chiamarli voi, Dragon Shield, di tutti i colori e dadi. Raga, adesso comincia il bello, cominciano le carte, però partiamo dalla palta.
Eccoci qua raga, continuiamo, mi sono svegliato, sono un attimino più sveglio e continuiamo la collezione. Intanto è appena arrivato, eccolo qua, il pezzo finale della collezione. Iron Spider, Stark Upgrade, Mary Jane, bellissima. Penso che ne prenderò anche un'altra, una la spacchetto e una lascio così perché sono un malato compulsivo. E niente raga, possiamo metterlo qua. E adesso cominciamo con la palta. Cerchiamo di essere veloci ragazzi, questa è la palta, diciamo vecchia, meno recente, ecco. Tutto il colore bianco. Qua raga, cerco di andare un po' rapido. Aspetta, mettiamoci dritti. Ecco, perché sennò fiori, cioè che mettiamo 20 anni. Questa è tutta la palta che comunque io tengo perché ogni carta ha il suo valore, non economico ma affettivo. Eccole qua. Qua abbiamo creature e incantesimi, stregonerie istantanei solo di colore bianco, di edizioni vecchie. Tutto ben catalogato. Ripeto, qua non posso soffermarmi su ogni pagina perché sennò dopo chiaramente in quelle invece nelle carte più nobili come più nobili in realtà sono carte che gioco e che magari hanno un valore più alto, però dopo come proprio affetto amo sia queste che quelle diciamo con un valore più alto. Qua abbiamo tutto creature in queste, scuse qua vedo già no, c'è una saga qua, è qualcosa chiaramente diciamo che qua l'ordine non è perfetto, qualche vaneggio magari c'è, però diciamo prima ci sono le creature e dopo gli incantesimi, ecco. E qua abbiamo la palta di colore bianco delle edizioni vecchie. Questa, eccola qua che bella. Vai raga, andiamo con la palta verde. Qua però abbiamo la Folla di Elfi, che è una carta storica, giocata anche sbagliata con gli amici. Poi vabbè, Shaun of the Wild, cos'è l'eroe della selva, mi pare in italiano, non mi ricordo più, altra carta storica. Perché io giocavo solo bianco e verde una volta, più di cioè giocavo un Commander, non Commander, 80-90 carte. Le volevamo mettere tutte, bei ricordi bellissimi con gli amici. E poi vabbè, regolamenti un po' così, interpretavamo le carte un po' alla cazzo. Qua abbiamo tutto il verde, quindi ai lupi. Il bianco e il verde rimangono i colori del cuore, il bianco è rimasto, però adesso io metto, infatti vediamo tutte le carte in ordine di importanza di colore, c'è bianco, verde, nero, rosso, blu. Adesso invece si sono invertiti i due colori, è bianco, nero, verde. Il nero ha superato di gran lunga il verde nel mio cuore, però cioè come puoi non amare queste carte, dai, cioè, sarà palta, sarà quel cazzo che vuoi, ma è bellissima. Cioè, per me il collezionismo è anche questo, non solo tac, 10.000 euro, tac, 15.000 euro. Cioè, io colleziono tante cose di valori diversi, ho sia valori alti. Ecco, Magic magari non entri di super valore a livello di carta singola, però messi insieme magari hanno un valore. Poi su altre collezioni invece ho anche cose di valore, però il vero collezionista colleziona i 3 euro come i 100.000 euro. Io la vedo così. Ok, qua finiamo le creature. Qua è tutto vuoto, penso che questo è vero che vedo anche delle espansioni tipo Strixhaven, cioè c'è anche roba moderna, però penso che questi quaderni li lascio così perché sennò sono troppo pieni ed esplodono, perché poi la palta moderna ce l'ho su altri 3 quaderni, per quello non posso andare troppo lento perché sennò ci mettiamo, sono già 4 minuti con 2 quaderni, cioè ecco. E questa è la verde. Vai ragazzi, black. Il nero ha preso un posto speciale, veramente ha superato il verde. Sono troppe carte iconiche, cioè più che iconiche, carte bestiali, fortissime, cioè che mi gasano proprio sia negli incantesimi che nelle creature, Planeswalker, cioè non puoi non godere con il nero. Il nero bianco è proprio diciamo due colori che sono all'opposto per certi versi, però mi gasano insieme. Cioè, ormai, ecco, per esempio, il mazzo bianco-nero
dove guadagni punti vita, ciao. È un mazzo che amo. Magari chiaramente non è competitivo per tornei, robe così, ma mi diverto troppo. Perché a me quella parte purtroppo competitiva di Magic non piace molto. Cioè io che amo vedere le carte, amo toccarle, amo vedere le creature, le robe. I mazzi competitivi durano 3-4 turni, cioè che cazzo mi godo? 2000 euro di mazzo per vederlo 5 minuti, una cagata. Per me è una cagata. Cioè, per uno che ama l'oggetto. No, per uno che invece ama la parte competitiva e tutto ci sta, chiaramente. Però se spendo 1000 euro per un mazzo me lo voglio godere in 3 turni. Grazie. Eccoci qua. Passiamo alla parte degli stregonerie incantesimi. Adesso magari qualcuno mi scrive: guarda che in mezzo a questa parte ci sono carte da 1000 euro. Non credo, ma tutto può essere. Ok. E qua chiudiamo con il black. Grande colore. Rosso. Chiaramente draghi e goblin e dinosauri sono le mie creature preferite di questo colore. Il rosso lo amo di più. Per carità, i goblin li amo tantissimo, però la parte istantanei, stregonerie sono la mia parte preferita. I draghi sono belli, però non sono semplici da giocare, nel senso, io chiamo poi mazzi tribali, mazzo only draghi, le dura. Chiaramente sempre for fun, competitivo, figurati, il mazzo tribale, a parte elfi, vietati, mazzi scarsi. Non voglio fare polemiche con chi fa il competitivo, però cioè, proprio chi fa il competitivo difficilmente è un cioè non può essere un collezionista che si emoziona anche per una carta da 30 centesimi, però che ha l'artwork figo, cioè io la vedo così. Perché appunto vuole vincere, quindi ne si frega un cazzo della bellezza della carta, vuole le carte più forti, punto. E ci sta, perché ci sta. Nessuno, cioè anche a me, sinceramente, cioè non mi diverto a perdere, però sono arrivato a un punto dopo anni e anni che questa parte qua del collezionismo è più figa. Ovviamente non ci sono draghi o goblin importanti, perché sono tutti ovviamente nei quaderni più nobili, più emozionanti. Per i più. Per me sono bellissime anche queste. E comunque tutte quante tenute bene. Ovviamente ogni carta, non è che ce n'è una. Io magari su questo qua ne ho 10 magari dentro. Quindi per far capire la quantità di carte che ho. Cioè, certe ne hanno anche 15 dentro. Finché ci sta, insomma, non so se sono proprio 15. Comunque fino a 10 sono arrivato. E qua abbiamo tutte, diciamo, le carte storiche che però non gioco. E questo è il colore rosso. E adesso il blu, il colore che ho sempre amato meno. Ricordo i duelli con la mia migliore amica, che praticamente una partita, come si dice, diciamo tempo medio 2 ore, ma io guadagnavo punto vita, lei un blu controllo, ciao. Il blu è un colore particolare. Del blu ho imparato ad amare alcuni mazzi, però mi piace giocare il blu insieme magari al nero. Blu e nero e blu e bianco. Il blu e rosso è bello, però anche il blu e verde. Cioè il blu e verde, tra le mie carte preferite ci sono tantissime blu verdi, ma diciamo che il blu bianco e il blu nero sono quelli che gioco di più. Io li chiamo così, non con le casate, le Simic, Golgari, così. Io sono molto spartano, semplicemente blu verde, blu bianco, blu rosso e ciao. Attenzione, qua c'è un buco che adesso devo sistemare. No. Altro buco, 2. Eccoci qua. Qua proprio blu, c'è pochissimo di... Vabbè, mi ricordo questo, giocavamo sempre. Perché diciamo le belle blu, tutto ovviamente di là. Cioè... Qua proprio quelle... Proprio la paltazza proprio. Ok. E qua abbiamo visto, diciamo, la palta vecchia blu. Chiudiamo la palta vecchia con le multicolore, creature multicolore, incantesimi multicolore e artefatti vecchi. Qua ci sono tantissime carte a livello estetico che mi gasano.
quasi tutte, devo dire, le multicolore vecchie o le multicolor sono stupende e secondo me sono più belle quelle di una volta. C'è più fascino. Cioè, certe proprio ti gasano al massimo. Ok, qua c'è già la parte delle stregonerie. Qua c'è anche roba moderna, che tipo le saga, robe così. Però principalmente sono carte, diciamo, anzianotte. E qua abbiamo tutti gli artefatti. Poi ogni tanto mi faccio un check e qualche carta la tiro fuori e la metto giocabile, anche per variare il game, diciamo, le partite. Eccoci qua. Sto sforando di qualche minuto, secondo. E qua abbiamo tutti gli artefatti vecchi, chiaramente. Poi tanti, magari ce li ho qua, ce li ho anche nei giocabili, perché ne ho talmente tante che non mi stanno. Ma qua c'è ogni carta, minimo 5-6 carte, quindi sono una quantità incredibile. Ecco, diciamo, la palta vecchia si chiude qua. Buono raga, adesso andiamo con la palta, quella più moderna, che qua divisi in 3 quaderni. E cominciamo ovviamente con il bianco. E andiamo. Qua c'è poco da dire, queste le tengo ovviamente, che intanto magari qualche partita solo con le comunacce. Ora scegliamo comunacce vintage, come quelle di prima, tra virgolette vintage, o queste più moderne, anche se ripeto anche nel quaderno di là abbiamo visto roba di Strix7 che sono insomma di pochi anni fa. Mamma mia che fatica ragazzi tirar fuori tutto. Questo è un video un po' ansioso perché ho tutto messo come avete visto, ma sono tutti quaderni pesantissimi perché ogni carta non ce n'è una come ho già spiegato e quindi sono pesanti. Addirittura certe terre ce ne sono 15-16 della stessa terra, ma non butto via niente sinceramente. Ok, passiamo al verde. Ora divise così perché sennò ho 30.000 quaderni. Ecco, tutte comuni e non comuni. Chiaramente di espansioni molto giovani, diciamo così, di pochi anni fa, e recentissime anche. E qua abbiamo chiuso con bianco e verde. Andiamo avanti con il black. Attenzione, ok. Qua per esempio vediamo l'espansione del Signore degli Anelli. Dopo con i quaderni, quelli diciamo diversi da questi, faccio anche meno fatica e posso zoomare ovviamente quelle più importanti. Ripeto, qua non so se c'è qualcosa magari che si può giocare in Pauper, ecco, sul Pauper proprio sono ignorantissimo, ho solo un mazzo elfi e uno, diciamo, mazzo bianco, se non ricordo, mono bianco qualcosa. Ah, penso quelle con i punti vita. Ok. Adesso passiamo al rosso. E anche sta palta qua. Comunque, te la godi, cioè. È sempre bella da vedere. Bisogna dare dignità anche a queste carte, cazzo. Non possiamo buttarle così e vaffancuore. Anche le carte del Kaiser hanno una propria dignità. Molto bene, spoccio quante chiese però. Mamma mia, quanta roba ragazzi, quanta roba. Durerà anche 40 minuti secondo me il video. Comunque ho terminato anche nero e rosso. Vai di blu. Come sempre è il colore che su ogni quaderno, che sia nobile, non nobile, giocabile, non giocabile, ho meno carte. Cioè, è pazzesco. Il blu per me è proprio una chimera. Ho già fatto un video, lo trovate sul canale, un video con una collezione parziale. Lo trovate sempre nella... non si dice, questo è un po' andato.
nella playlist unboxing, collezioni e tutto c'è. Ho aumentato di molto la collezione da quel video là, che ero già qua in casa nuova, ma quelle qua. E adesso abbiamo le multi, la palta multi. E ok raga, abbiamo chiuso con la palta, quella vera e propria. Adesso cominciamo con carte anche che non gioco, però che hanno un valore affettivo o estetico maggiore. Vai raga, qua abbiamo artefatti che non gioco, però sono comunque artefatti, diciamo che certi magari hanno comunque un valore simbolico per me. E le terre doppie barra particolari che uso anche, però magari non talmente tante copie che certe devono stare qua. Qua hanno tutti artefatti che comunque tanti hanno, ripeto, qualcuno secondo me magari ce l'ho anche in più copie anche nei quaderni, quelli nobili, però certi sono proprio belli, poi anche le espansioni fighe come Fallout o altri, insomma. Comunque a livello estetico gli artefatti sono belli. Sol Ring ne ho tipo in 50.000 copie. Poi certe se mi piacciono tanto le metto tutte su un scompartimento, ma proprio tipo ne ho 5, 1, 2, 3, 4, 5 perché le voglio far vedere tutte. Qua abbiamo Spider-Man per esempio. Ecco, una ce l'ho anche sugli artefatti quelli giocati perché magari certi tengo. Qua abbiamo le terre doppie barra terre diciamo speciali, particolari. Tantissime sono usate, ma appunto se ce l'ho in 20 copie non posso mettere tutte quante nei quadernini, quelli diversi, quelli diciamo con la scritta Magic e senza gli anelli, o comunque con gli anelli ma diversi da questi, più piccoli, più tascabili diciamo, perché sennò spago fuori tutto. Eccoci qua. Sono tantissime le terre, non so quante. Sono tutte le terre speciali, diciamo. No, chiaramente non sono tutte perché quelle più importanti sono di là. Di queste doppie ne ho 10 per scompartimento, quindi cercate di fare i calcoli voi, sono tantissime. Buon raga, andiamo avanti. Qua abbiamo incantesimi multicolore importanti. Eccoli qua, quindi cominciamo ad andare con i piatti ancora non da zoomare. Qui se no devo fare un video in 2 o 3 parti, cioè onestamente purtroppo non ho tempo. Eccole qua, queste bellissime, tante carte sono anche appunto nei quaderni giocati. E qua cominciamo le terre. E qua ne ho 20 a settore, cioè fa paura. Le più belle sono appunto così, sono nei quadernini piccoli, così sono facili da prendere e sono proprio tutte le più fighe, cioè. E queste sono bellissime e tante ci sono anche dentro l'altro quaderno, però cioè quella collezione delle terre secondo me è la cosa più bella in assoluto. Cominciamo con le verdi, che sono quaderni pesantissimi perché appunto sono strapiene di tutto. E ok, proseguiamo, cominciamo con il nero, sempre se sono bianco, verde, nero, rosso e blu. Questa è una priorità che adesso è cambiata, ma non vado a cambiare tutti i quaderni perché sennò ragazzi ci metto 30 anni. Beh, le paludi sono qualcosa di un'arroganza. Purtroppo mi manca l'isola di Venezia, erano Euroland mi sembra il nome, che devo comprarla, costa quasi 100 euro una carta, però non posso, è troppo iconica per me poi da veneziano, quindi avviso già che non c'è quella carta. Qua andiamo con le montagne, che sono forse quelle che mi piacciono meno, le montagne. Sempre qualità devastante, però tra tutte le paludi forse sono le più belle, cioè, a mio gusto ovviamente. Qua mancano tutte quelle speciali appunto che ho nel quadernino principale, queste per di Spider-Man, le ultime. Ecco, che le isole sono seconde, se non amo il blu da giocare, ma
a livello di terre, le isole sono qualcosa di incredibile. Appunto mi manca Venezia, ma arriverà presto. Spero magari per Natale. Però cosa possiamo dire a queste isole? Sono sublimi, sublimi. Guarda questa anche stupenda. Vai raga, andiamo avanti con tutti gli incantesimi, stregonerie istantanei, giocati o non giocati nella storia. Beh, è stato d'arresto, carta storia. Qua ce ne sono tantissime giocate, però non sono tra le più importanti. Pacifismo, raga, cioè, quanto me ne godo. Mancano ancora queste, oppure con art stellari. Questi ultimi 3 quaderni, poi iniziamo con quelle importantissime. Per me l'Impatto Exile ne ho tipo in 106 copie, quindi sono anche qua ma anche di là. Adesso andiamo con il verde. Tutto incantesimi, stregonerie, istantanei, saga, robe così. Black, sempre a divisione, bianco, verde, nero, rosso, blu. E quelle multi le abbiamo viste prima. Guarda che belle queste versioni degli anelli. Black e red, anche qua tanta roba, tante carte iconiche, certe stupende, anche quelle foil. Chiaramente non posso stare, sono già 23 mezz'ora, sono già... sforiamo, vabbè, insomma, chi ha voglia di godersi un po' di carte. Andiamo di blu. Paradossalmente sono di meno quelle più importanti. Eccoci qua, il blu come sempre. Dai, il blu non è neanche pochissimo in questo quaderno qua. Eccolo qua. Qua invece abbiamo il quaderno con tutte le creature non leggendarie, giocate in passato, comunque storiche, importanti per me, tutto quanto. Foil con un'arte particolare, però non leggendarie, quindi creature normali, tra virgolette. E qua di storia ne abbiamo tantissima. Agli arconti, bellissimi, amo gli arconti. Queste tutte carte storiche per me. Questo, Donald Nano, ciao Fiori. Soul Warden, ciao. Proprio in inglese perfetto. I paladini, e qua non mi fermo perché comunque sono anche nei quaderni importanti. Però qua abbiamo tanta storia, per il Cume, la storia cumendiana ovviamente. Tutte creature forti, per me, belle esteticamente, non leggendarie. Che adesso magari gioco meno o in 1000 copie, che hanno fatto la storia del Cume su MTG. Adesso passiamo al nero, anche qua questa è un'altra carta meme. Figlia della notte, qua veramente mi sale la nostalgia, cacchio. Qua la folla, qua, tutte le folle, amante delle folle, carte del cazzo, ma che io amo. C'è anche la folla di Kitkin, mi sembra. Guarda, queste bellissime. Qua abbiamo proprio la storia cumendiana. Prima poi di passare al livello successivo, quello diciamo comprando carte più prestazionali, più forti, più sexy. Rosso, che qua abbiamo tanta roba, che sarà la roba più importante è di là. Vai di blu, nel blu, dipinto di blu. Qua, ecco, sul blu ho poca roba, cioè proprio le più importanti sono solo di là. Ma magari c'è qualcuno che dice, no, guarda, quella è bella, quella è forte. Io parlo per mia esperienza, belle queste qua, sempre le scene degli anelli. E le multi, anche questo, ecco le multicolor sono in questa storia, per me sono in assoluto le più belle. Questo anche bellissimo. Queste qua hanno tantissime. Se dopo volete un video specifico su certi quaderni, basta un commento e lo faccio ovviamente.
Eccoci qua. E chiudiamo con il quaderno più importante delle carte, tra virgolette, meno importanti. Qua ho messo in primo le creature Dio, che sono tra le mie preferite in assoluto. E dopo cominciamo, come sempre. Qua abbiamo tutte le leggendarie. E queste chiaramente non le ho messe anche da questa parte, sono solo da una parte. Dopo è chiaro, se non ho più spazio devo fare necessità e virtù, però qua abbiamo tutte le leggendarie della storia Kumendiana. Ovviamente non le più forti, che sono in un altro quaderno. Qua c'è proprio la bellezza di certe carte, di certi disegni, ma soprattutto proprio anche il fatto che volevo mettere leggendarie con le leggendarie, senza altre carte. Cioè, le leggendarie stanno bene tra di loro, secondo me. Sono un po' snob le leggendarie, hanno bisogno di un quaderno a parte. Scusate, era qua bella questa. Io quando dico bello parlo del disegno soprattutto, Dopo la forza è un'altra cosa. Beh, questa è carta. Qua ne abbiamo di carte dove posso fare tipo un video solo per una carta, raccontare tutte le varie cose. Guarda, anche qua ne abbiamo. Queste sono tutte bellissime. Cosa possiamo dire a queste carte? Quelle di Assassin's Creed. Dei disegni che sono opere d'arte, secondo me. Guarda che belle anche queste. Ok. Belle, queste ne ha pochissime purtroppo. Questi sono i tesori di Amonkhet, mi pare. Ok. Guarda quante ragazzi. E ogni carta, se non ce n'è una sola, cioè, non voglio neanche fare i conti, raga, mi viene da piangere. Sì, le multi sono infinite. Qua abbiamo token particolari di Secret Lair. Qua abbiamo delle carte scherzo. Non ne ho tante, ce ne sono certe di belle, ma sono vecchie, costano. Qua abbiamo queste firmate. Eccole qua, che chiaramente teniamo tutto noi. Guarda che belle. O certe non sono firmate, però sono belle, bello il disegno, quindi me le tengo. Qua abbiamo la roba di coso di Spider-Man, il disegno, diciamo. E questi sono con i Commander, sono quelli, diciamo, con un cartoncino, ecco. E niente. E adesso, raga, partiamo con i quaderni, quelli seri. E adesso, raga, iniziamo con le creature nobili, le creature giocate che amo, le mie preferite. Vai, cominciamo con gli umani bianchi, campione del popolo, tenente d'Italia, cioè, vabbè, questa abbiamo già visto, la Soul Warden. Qua abbiamo custode dell'anima, tutte le carte gli umani che esiliano. Cioè, qua chiaramente posso zoomare solo i quaderni piccoli perché sono pesanti, ma qua paladino. Qua abbiamo tutta la storia del Kuma. Qua Monastery Mentor, carta che adoro. Questa è anche fortissima e anche un valore. Qua poi abbiamo, vabbè, questi sono così. Vabbè, i muri, Ajani. Beh, questa è la musa, ciao, anche questa qua. Qua possiamo stare 2 ore. Il nanetto che esilia, Skyclave. Qua cosa possiamo dire? Vabbè, questa è l'altra carta stellare, per me almeno. Qua proprio abbiamo, adesso cominciano gli elfi, tutti gli elfi, il campione elfico. Cioè, qua dobbiamo stare mezz'ora, qua. Cosa possiamo dire? Anche gli elfi sono tra le mie, diciamo, creature preferite. Qua sono i dinosauri sempre verdi. Guarda questi bellissimi di Secret Lair, di Jurassic Park. Cioè, cosa possiamo dirvi? Sono strepitose, dai. Almeno per chi è appassionato. Qua abbiamo altre, sempre qua siamo solo il verde, cioè Tarmogoyf,
in versione Fallout. Poi abbiamo il tarmo normale, il titano primitivo. Cioè, qua abbiamo, eccolo qua, il Behemoth. Qua abbiamo il Black, vabbè, ecco, l'artista sanguinario, una delle mie carte preferite in assoluto del nero. Il Bloodghast, qua le amo tutte, cioè, ci metto 30 anni, io mi scuso, per fortuna, insomma, spero comunque si possa vedere tutto in maniera chiara, però in maniera, insomma, forse non sono leggibili, però era qua il flagello dell'enclave, bellissima. Vabbè, qua gli orchetti, questa versione qua è stupenda. È proprio una versione stellare. Eccoci qua. Queste con il signor Nedry di Jurassic Park, altra chicca incredibile. Qua abbiamo un'altra versione dell'orchetto bellissima. Dead Shadow, anche questa super carta, però ecco, il Confidente Oscuro rimane forse la mia carta preferita del nero. Qua abbiamo gli Eldrazi, eccoli qua, belli e cazzuti. Non ne ho tantissimi, me ne mancano di forti, però bisogna che accontentarsi, ecco. È una creatura, una tipologia di creatura che mi piace, però nel senso il giusto. Qua ho messo le terre come si dice, sono le terre messe diciamo a parte, perché non ne ho tantissime, mi servono appunto quando gioco con il Drazi o con i mazzi artefatti. Madonna che duro registrare in velocità per non fare un video di 170 minuti, ma tanto ormai abbiamo capito che sarà lunghissimo. I nostri amati Goblin, re di Goblin, e qua anche qua i Goblin, cosa c'è da dire? Niente, cioè, sono creature che hanno fatto la storia di questo gioco. Qua abbiamo i draghi, anche qua tutti i draghi per me leggendari. Utvara, vabbè, questo anche questo, cioè qua abbiamo tutto, abbiamo tutto. Un po' di elementali, quale monastero, anche qua questa in versione speciale. Qua abbiamo tutta la storia. Beh, questo, il diavolo irritante, è una delle mie carte preferite. Mi gasa, cioè mi gasa. Una carta che mi ha sempre gasato ai massimi. Qua abbiamo Velociraptor in versione bella, figa. Secret Lair. Qua, ecco, col blu abbiamo tante fatine, anche fatine della mia migliore amica, che era il suo mazzo preferito, il blu-nero. Beh, qua abbiamo il scopritore di segreti, vabbè, c'è qua il granchietto, Snapcaster Mage, c'è la storia qua. E queste sono le multi, divise qua, rosso-blu, blu-nero, tutte col colore. Beh, qua, anche qua, l'elfa qua, ciao, mamma mia. Io chiamo i dinosauri, altra carta fortissima, anche queste qua di Jurassic Park. Ah, vabbè, qua bianco-verde, qui vassalli, ecco, altra creatura che amo, i vassalli. Tutti i vassalli mi gasano. Carte che non caga nessuno, ma... Qua abbiamo di tutto e di più, sempre con i vassalli, questa carta che amo. L'arte comunque di Fallout è bellissima, secondo me è una delle mie preferite. Madonna, di tutto e di più. Storia, però sempre per me, Storia anche questa, storia. E niente, raga, abbiamo finito anche queste. Qua abbiamo i Planeswalker, eccoli qua.
Non ne ho tantissimi, Vabbè, Liliana non ha bisogno di presentazioni. Jace. Qua abbiamo Oko, tutte le versioni possibili. Oko stupendo, cioè. Non capisco la roba del bannare, una roba che mi fa sui coglioni. Crea altre carte che possono distruggere l'altra carta, cioè a me il ban proprio mi fa cagare. Beh, qua vabbè che questi stupendi in 2 versioni. Questa è bellissima. Renan 6. Eccoci qua, abbiamo Planeswalker, Angeli, che sono in assoluto la mia tipologia di creatura preferita. Belle anche queste. Proprio gli angeli sono la mia preferita in assoluto, è la più giocata e proprio l'inizio proprio di Magic. Angeli, cioè, ho iniziato a giocare a Magic proprio per gli angeli. Qua ci sono, non dico tutti, ma tanti dei più importanti. Però anche in versione Secret Lair. E poi abbiamo le multicolor, ma no a 2, ma a 4, a 3 o più colori. Le ho divise così, queste le gioco meno. E qua abbiamo il Progenitus. E qua abbiamo tanta carne al fuoco, Abbiamo Sonic, dinosauri, Spider-Man, Stranger Things, Marvel, abbiamo un po' di tutto. Da notare anche Tomb Raider, ecco, una mini panoramica su queste che sono bellissime. Ok, raga, andiamo con i quaderni piccoli, le terre, quelle più belle secondo me, meritavano un posto così. Sono le mie preferite in assoluto a livello estetico. Me ne manca anche qualcuna, però come potete vedere non mi mancano le carte, ecco. Diciamo quelle poi così c'è Jurassic Park, cioè qua veramente. Cosa possiamo dire queste terre? Sono qualcosa di sublime. Non penso di dividerlo in 2 il video, comunque faccio un video lungo e vaffanculo. Cioè, che voglia di guardare lo guardo, chi non ha voglia, fancuore. Cioè, se vuole fare una collezione è bello farla vedere in un unico video, cioè, non puoi dividere. Vabbè, le paludi, che sono forse le più belle a mio parere, già detto, ma guardate che no, guardate che disegni, cioè. Quelle di Fallout anche sono bellissime, quelle di Jurassic Park, vabbè. Ma sono pesanti, cioè i quaderni sono pesanti. Eccole qua. Queste le prime. Quaderno Game Boy, vabbè. Qua abbiamo le montagne. E qua ci sono montagne molto belle però, Tipo quelle vecchie, queste qua sono bellissime secondo me. Mi scuso anche per il riflesso, ma quella questa qua anche bellissima, con l'occhio del drago. Ok. Isole anche queste, insomma, non proprio scarse. Eccoci qua. E adesso passiamo alle terre particolari, diciamo quelle doppie barra speciali. Qua cominciamo con le terre di Urza per completare il trono. Queste importantissime per una carta che poi voglio mostrare. Qua con le Tomb Raider anche. Qua c'è tanta roba. Vesuvio. Sono distrutto tra il parlare e portare i quaderni in giro. Mamma mia, sono proprio un boomer anzianotto. Che tristezza. Qua cominciano le doppie, le fece non ne ho pochissime, Shockland non ne ho tante. Poi queste comunque le tengo, che sono carte che giocabili, cioè appunto senza le fece o le shock, che ne ho, però non tantissime. Perché quelle vedi vado molto estetica, le shock sì sono importanti per il gioco, assolutamente per il competitivo, ma a livello estetico cioè spendere tanti soldi, adesso costano meno per carte che comunque
giocando for fun non hai l'obbligo, ecco, però e qua ci sono tante belle carte, con dei disegni stupendi, una fogliatura particolare. Aiuto, eccoci qua, tutte ben divise, come un po' maniaco, però sono facili da prendere quando vanno a fare i mazzi, tac tac tac, e ci sei. E qua abbiamo tutte invece le terre artefatto, che anche queste sono utili per i mazzi che gioco. Eccoci qua, adesso andiamo a vedere gli artefatti. E qua abbiamo tantissima carne al fuoco. The One Ring, 4 copie. Qua amo tutte, guarda qua le amo tutte, fiori. E questo sono io, ovviamente, il Gingerbrute. Questa, l'Angelo di Platino, la mia carta preferita in assoluto di Magic. Le volevo in tutte le versioni. Questa è stupenda, presa da poco. Artefatti sono tra le mie... L'ho scoperto tardi perché ne giocavo pochissimi artefatti una volta, però invece sono fondamentali. Questa storia pura. L'aerocottero del contrabbandiere. Qua ogni carta ci posso stare mezz'ora. Cioè, quindi questa, vabbè, stivali, le spade, lo scettro, ciao fiori. Qua proprio si gode. Seconda mia carta preferita o terza, comunque tra le prime 10, Crogiolo di Mondi. Cioè, abbiamo carte che magari nessuno si caga, ma che io adoro. Sol Ring in 1000 versioni. Ti prego batteria non mi morire. Qua guarda tutte quelle di Fallout, di Assassin's Creed, cioè fiori, cioè, le statuine di Fallout. Cioè. Queste che sono questo vabbè, altra carta stellare. Aiuto, eccoci qua. Dopo ho messo anche carte che voglio... lo stadio di Strixhaven, ciao, questa sono riuscito a farla giocare, la gemma trovata, non in live, porca zzn. Ok. Qua abbiamo un po' di Marvel, Tomb Raider, Jurassic Park, Ghostbuster. E chiudiamo anche gli artefatti. Chiaramente ci mettiamo questo in più, eccolo qua, ciao bellissima. Raga, ultimi 5 mini quaderni, incantesimi. Armageddon, uno dei miei preferiti in assoluto, stupendo, ciao, ingiocabile in qualsiasi parte, ma nei mazzi comediani si gioca. Prima carta mai comprata, proprio la primissima carta comprata dal Cume, dal dottor Cume, eccola qua. Era di Dio, questa qua, primissima. Altra carta che amo. Vabbè, qua anche questa carta stellare, che proprio supplicare agli angeli, tutte qua sono tutte preferite. C'è questa, fiori, vabbè. Mamma mia. Fiori Socopà. Non riesco più a pronunciare parole, non riesco più a mettere insieme frasi di senso compiuto. Non pensavo così lungo, ragazzi. Però volevo far vedere anche la palta, cioè se no la palta piange, se sboccia, mi fa vedere solo le carte fighe, quelle, diciamo, meno importanti, no. Mostro tutto, un'ora di video e fanculo. Poi sono queste qua, beh, questa iconica che è uscita proprio il giorno del matrimonio. Dopo lacrime cumendiane. Green, anche qua Storia. Tutte queste sono carte straconosciute, poi non c'è neanche bisogno. Vabbè qua, compagnia raccolta. Zenith. Cioè, cosa possiamo dire? Zenith in versione così. Poi Marvel, tanta Marvel qua. Adesso andiamo con ecco. Black. Madonna, qua siamo pieni di... Ah beh, fioritura amara, ciao. Caduta dell'eroe. Fatta il push. Mirare alla gola, storia pura. Ruba pensieri. Damnation. Tutore. Smembrare. Cioè, capite perché amo il nero? Ecco. Mamma mia, devo stare anche attento perché questo è un quaderno no cicciotto di più. Incantesimi, no tantissimi. Che giocabili soprattutto, almeno per noi. Allora qua ancora Marvel, Deadpool. Ok. Andiamo avanti con i colori. Red Passion. Anche qua. Fulmine, colpo di fulmine. Luna insanguinata.
Anche qua tutta la storia di Magic. Qua quelle della Marvel e Deadpool, bellissimo. Questa quella quanto bellissima. Vabbè, qua, ecco qua, counter per tutte le carte che ho sempre odiato, ma che adesso gioco. Eccoci qua. Ah, qua, e qua abbiamo anche tutti i doppi. Sì, qua proprio con gli incantesimi, anche qua storia pura. Talismano di Boros. Questa che carta strastorica. Non hai detto la parola magica. Cioè, Fiori, ma cazzo vogliamo dire? Sono tutte stupende. Cioè, vabbè, questa storia, anche questa, storia, anche questa. Queste servono per far millare l'avversario. Mazzo molto odiato. Assassin Trophy, anche qua. Qua abbiamo di tutto e di più. Eccoci qua. Un attimo solo. Visto che il blu cago poco, però comando criptico, cioè una carta che è una delle mie preferite del blu. Adesso ultimi 3 quaderni. Un attimo solo, però ho un piccolo presentimento. Ancora 19 minuti. Vabbè, le leggendarie. Tutte le leggendarie. Monocolore e multicolore. Qua, vabbè. Questa è bellissima. Anche qua c'è un po' di storia, Beppe. C'è un po' di storia. E questo in un modo o nell'altro riusciamo a giocarle tutte. Bella anche questa di Final Fantasy. Qua abbiamo un po' di... Zia May te la godi sempre. Mary Jane, vabbè, la perfezione. Qua abbiamo elfi, dinosauri. Questa è tutta storia alla fine. Queste mi emozionano in una maniera incredibile. Ah beh, questo Yagmoth, mamma mia. Ah beh, qua anche Shieldred, cioè... Il nero non puoi non amarlo, cioè sono... Vito, ragazzi, Vito. Quanto amo Vito nei mazzi dove guadagno punto di vita. Assassin's Creed e a Malcolm. Goblinacci, questa bellissima. Norin. Draghetti. Dinosauri, T-Rex così, ciao. Vabbè, blu, qua tantissime carte. Ecco, sulle leggendarie blu ho tante carte iconiche. Questa, anche questa è devastante, Leonardo da Vinci. Ok. E qua abbiamo chiuso con le mono. È quasi finita, raga, le multi leggendarie. Sono divise in 2. Questa penso che a breve ci sarà il ban. Questo è sui coglioni a Malcolm, Stranger Things. Cioè, tu non puoi bannarmi le carte. Uro, una delle creature preferite in assoluto, bannata ovviamente. Perché, qua, bellissima anche questa, non capisco. Cioè, bannare le carte è la più gran cagata della storia. Metti altre carte che possono, tipo, carta distruggi Uro. Cioè, cazzo vuoi? Perché devi bannarmele? Cioè, io voglio giocarmele le carte fighe, se no... Cioè, non crearle neanche. Cioè, come Oko, vabbè, siamo per fortuna ci sono i formati for fun, cazzo. Vabbè, qua, questa storia mostruosa, una delle prime carte mai sbustate. Ancora Stranger Things, Doctor Who, Mary Jane, la sua sessaggine, carta che amo, Clotis. Aiuto, non ce la faccio più, non riesco anche più a leggere. Wolverine, godo. Stranger Things con Max. Qua Pia, storia. E ok, e veniamo all'ultimo quaderno. Mirko Vosk, altra leggenda. Giruda. Giruda Migasa. Vabbè, qua poi tutte le fattine così. Una. E un po' di Assassin's Creed. Abbiamo il Doc Ock. Anche qua bella, belli, companion. Bianco-nere, carte che uso tantissimo per guadagnare punti vita. Stranger Things. Olivia, altra storia. Titano qua, Croxa, altra storia. Ancora Doctor Who. Vabbè, qua la Dea della Polis, carta che chiaramente ha un valore fondamentale
una delle carte meme con la mia migliore amica. Poi abbiamo Doctor Who a manetta, Spider-Man, e qua chiudiamo con Dustin, che vabbè, o Dustin per gli amici. Adesso ultime due cosine. Abbiamo qua un'altra versione dell'anello nuziale, eccolo qua. Qua abbiamo MJ, il reparto Marvel, MJ, e questa da 1000 euro, non scherzo, una proxy. È proxata, ma è perfetta. Ok, e chiudiamo col botto. Chiudiamo con l'unico anello, comprata non da Post Malone, ma da Pre-Stockton. Al posto di Post Malone, Karl Malone, Pre-Stockton, John Stockton. Scusate, chiudo così in una maniera ignobile, perché questa proxata non è perfetta come Thanos, però la volevo così e l'ho messa qua, dai. Così saluto anche la pupetta. Ciao tesoro. Chiudiamo qua, chiudiamo così la collezione come indiana di Magic. Schiena a pezzi, sono desfatto, sono distrutto, ma ce l'ho fatta. Un video di un'ora. Ciao!